Ci sono? Allora, abbiamo già dei piccoli problemi tecnici, vediamo se riusciamo. Un attimo. Eccoci qua. Dicevo, buonasera a tutti e bentornati, questa è Officina Mediterranea e siamo con la puntata numero 169 di Alma Culturas. In studio con noi la nostra Giovanna Di Stefano, scrittrice, bentornata. Mi sente Giovanna? Sì, sì. Abbiamo un problema che mi è saltato il nostro scrittore, ospite Andrea Corcione, perché lo vedo con i dispositivi non collegati, per cui se non collega i dispositivi di microfono e telecamera non riesco a mandarlo in onda. Comunque io vi ricordo, aspettiamo nel frattempo che si collega, che come sapete noi il nostro bando di concorso legato a Melfi e Lago Pesole è scaduto il 31 maggio, ma per la sezione artistica continua fino a domani, quindi domani scade il 10 praticamente per la sezione artistica, quindi per le pitture, sculture, artigianato artistico, fotografia, eccetera, eccetera. Sbrigatevi perché poi dobbiamo chiudere e le nostre giurie sono già a lavoro per valutare le varie opere che sono arrivate. Detto questo, io vediamo se Andrea, eccolo qua Andrea, ce l'abbiamo fatta. Scusatemi se è disconnessa la telecamera. No, ma Andrea Corcione, lo ricordiamo, è uno scrittore ma anche un nostro iscritto di Officina Mediterranea Abruzzo, come la nostra Giovanna che è iscritta al nostro circolo della Lombardia. Detto questo, io vi ricordo soltanto che la premiazione del nostro concorso di Melfi avverrà il 12 luglio 2026 alle 15:30 presso la bellissima sala degli stemmi del Palazzo Vescovile che vedete in alto nella foto, un palazzo storico di una certa rilevanza storica. E come guest star, diciamo, o come testimonial, come volete, ci sarà l'attore drammaturgo Ulderico Pesce, molto conosciuto soprattutto perché porta in scena a teatro, diciamo, i temi sociali molto rilevanti, quindi molto particolare, quindi è un onore per noi poterlo ospitare, quindi avere la sua presenza, quindi parleremo anche con lui, farà degli sketch, insomma, sarà una giornata molto molto particolare. Ovviamente ci saranno anche le istituzioni e quant'altro. E prima di lasciarvi l'intervista vera e propria, come la prassi vuole, mandiamo la sigla e ci vediamo tra circa 50 secondi.
Buonasera e benvenuti nella puntata odierna di Alma Culturas Libri Autori numero 169 di Officina Mediterranea. Oggi ho il piacere di presentare l'autore del libro Isole Felici di Andrea Corcione, di origine abruzzese, Salve, che buonasera. avete conosciuto in una precedente presentazione con Angela Caputo. E hanno parlato del suo primo libro dal titolo La teoria degli equilibri, uscito nel 22. Vuoi salutarli? Mi senti? Salve a tutti. Ecco, ti sento. Salve a Perfetto. tutti. È un onore essere qui, di essere presentata da Giovanna, che è una cara amica. Ci siamo sentiti tante volte e niente, spero diciamo, di farvi appassionare a questo mio nuovo testo, che si chiama appunto Isole Felici. Prego, Giovanna. Perfetto. Allora, conosciamo il nostro autore con una breve biografia e sinossi e poi lui si può aggiungere qualcosa, va bene? Questo è il suo bellissimo libro. Allora, Andrea Corcione, della classe dell'81, nasce in Campania, studia informatica e grafica digitale, si dedica alla scrittura di brevi testi e racconti umoristici. La svolta nel 22 quando pubblica La teoria degli equilibri. Fortunato libro d'esordio che si fa rapidamente apprezzare e partecipa a fiere e concorsi letterari. Nel 2023 comincia la stesura del sequel. Con Isole Felici riprende a narrare le tragicomiche vicende di Pietro Santini, che è il libro che parliamo di stasera. Certo. Leggo una brevissima sinossi. Prego. Penso all'umanità intera, alla costante ricerca di un porto sicuro, un luogo felice in cui sentirsi veramente bene. Uomini che percorrono migliaia di chilometri, fanno dei giri immensi e come disperati si ritrovano al punto di partenza. Sarebbe bello scoprire che quell'isola felice è stata sempre dentro di noi, che bastava cercare nel profondo di noi stessi. Allora, iniziamo con una bella domanda. Certo. La copertina, che a me piace tanto, vuoi spiegarci cosa rappresenta? Allora, rappresenta, in realtà la Questo. copertina devi sapere, esatto, questa qui, rappresenta praticamente si può guardare a due sensi. Spiego meglio. Ci sono tre persone che rappresentano la famiglia descritta in questo romanzo, che stanno guardando verso l'orizzonte in un tramonto, oppure, come qualcuno mi ha fatto notare, ed effettivamente è così, sembrano guardare verso di noi. E quindi diciamo, la copertina si può leggere in entrambi i versi, per intenderci. Rappresenta un triangolo perfetto, che è la famiglia. La famiglia in questo libro viene costantemente difesa dal protagonista che si chiama Pietro Santini. Chiunque ha letto La teoria degli equilibri, che è il primo libro, sa benissimo che il secondo libro si va a confermare, diciamo, quello che è il cambiamento del personaggio. Nel secondo libro, appunto, in questo sequel, in Isole Felici, Pietro Santini si troverà a dover in qualche modo difendere e capire anche il valore della famiglia. Quindi lui si chiama Isole Felici per vari motivi il libro. Uno dei motivi è per cui lui dice: io sono il guardiano della mia isola, sono il padrone di questa, l'isola rappresenta la sicurezza, però non più da solo, non più in solitudine, ma attraverso, diciamo, la forza che può dare una compagna e un figlio, quindi la roccia su cui poggia in qualche modo tutte le sue sicurezze, scoprirà che è la sua famiglia e ne scoprirà l'importanza mano a mano che si va nel libro. Per questo lui dice che tutta la vita noi a volte siamo alla ricerca di un'isola felice, che non è l'isola in sé per sé, ma è un porto sicuro in cui crediamo di stare bene. Ma certe volte quel porto sicuro è dentro di noi, quindi quel porto sicuro era già dentro di noi, quindi a volte facciamo dei viaggi incredibili per dire troverò la mia realizzazione in questo posto con questa cosa. In realtà bastava guardare a fianco o bastava guardare all'interno
della propria famiglia e abbiamo già tutto, c'è già tutto, per intenderci. Per questo motivo qua, l'isola nel caso di Pietro è la sua famiglia, ha trovato la sua isola felice. Perfetto. Hai pensato di continuare con il terzo libro su Pietro? No, guarda, ho un'idea ben precisa. Io sto scrivendo un terzo libro che è totalmente un argomento diverso, più toccante, meno comico, perché questo libro è molto divertente, ve lo consiglio, Isole Felici, ma è un libro ancora, diciamo, divertente. Il terzo libro sarà tutt'altra cosa, ma è proprio perché per un autore, per uno scrittore è importante cambiare, cercare nuove strade, appunto, però con la promessa che un terzo libro arriverà, se non dopo questo qui proprio, dove ci sarà la chiusura di un capitolo. Io quando cominciai a scrivere lo guardavo già come diciamo, un progetto fatto in 3 fasi, però non ho voluto continuare questa terza fase adesso, proprio perché è in scrittura un terzo libro, diciamo, però che avrà tutt'altro argomento, sarà, spero vi piacerà, insomma. Perfetto. Che sensazione hai provato nel scrivere questo libro su Pietro? È una bellissima sensazione, anche perché il primo libro, l'esordio, è una sensazione particolare, nel senso che tu non sai se questo libro piacerà. Il secondo libro, diciamo, e che poi questo è un sequel, è un seguito del primo, ha costruito il primo libro, ha costruito proprio un pubblico che si aspettava un sequel, e quindi mi ha fatto piacere dargli una seconda, diciamo, un approfondimento di dove ci eravamo lasciati, che molti anche lettori mi hanno chiesto, mi hanno detto: ma continua, vorrei ancora leggere di questo. E allora la mia soddisfazione è stata dargli un continuo, dargli continuare la storia fino a arrivare a 3 anni dopo, rispetto, diciamo, in senso temporale, dopo il primo libro. Quindi si parla dei 3 anni successivi. Mi è piaciuto molto. Mi ha colpito questo personaggio di nome Pietro, Pietro. che tipo È un tipo popolacile? particolarissimo. È un tipo È particolarissimo. fantastico. È fantastico perché poi, guarda, sai com'è, Gianna, tu sei una scrittrice e sai la cosa com'è. A volte i personaggi ti sfuggono di mano, nel senso che io non avrei mai immaginato di creare un personaggio così. E sai qual è la cosa più straordinaria? Lo dico a tutte le persone che ci stanno ascoltando, che chi ha letto ha aggiunto chi ha letto i libri, il libro, soprattutto il primo, ha aggiunto dei particolari che io non avevo mai messo. Cioè, si sono immaginati Pietro, il protagonista, in un modo che nemmeno l'autore ha potuto immaginare. Quindi il senso è la magia dello scrivere, e soprattutto quando crei un personaggio così particolare, è che trovi chi ti dice: sì, somiglia a un mio parente che aveva un caratteraccio, sì, ne ho visto e conosciuto di gente così, sì, ma Pietro però direbbe questo, no, ragione. In realtà rimango abbastanza sorpreso il fatto che dice: sì, bello, ma la storia la state costruendo voi, che è straordinaria come cosa. Cioè lo stesso lettore che va a aggiungere dei particolari sconosciuti all'autore, perché il personaggio ha preso vita, ormai cammina da solo, si può dire, e questo è uno dei più grossi traguardi che può raggiungere anche uno scrittore agli esordi, può raggiungere, perché ha qualcosa di straordinario, forse proprio per come è fatto il libro, trattasi di un libro divertente, di un personaggio ironico particolarissimo. L'hai fatto molto bene. Mi ricordava un po' Fantozzi comunque. Sì, però Tipo meno, strano. sì, c'ha una vena, devo dire, io Per sono me stato, sarebbe anche da farci un film, perché è fatto ci abbiamo proprio sì. pensato. Ci avete Io pensato? sì, perché io l'ho anche intervistato, c'è un grandissimo caratterista degli anni 70-80 che si chiama Sandro Ghiani, che è un attore che ha fatto i film con Lino Banfi, Manfredi, te ne dico solo 2, ma per dirti, degli anni 70, molto molto noto, dice poco il nome, ma è un sardo conosciutissimo, della Sardegna, e lui mi diceva: guarda Andrea,
io se il mondo del cinema andasse come negli anni 80, 70, 80, avrei già proposto di farti gratuitamente da attore per questo. E però chiaramente mi spiegava poi altro settore difficile come l'editoria, che il cinema vive un momento particolare, quindi non si investe su idee originali, ma anche diciamo a detta di chi ci ha lavorato nel cinema, ma veramente ci ha lavorato, sarebbe stata un'idea interessante da sviluppare. Infatti lo penso anch'io, no? Ho trovato questo... Sì. Un peccato che non fai anche la terza serie, perché ti colpisce, cioè in Sì, fondo è ma, gente che vedi tutti i giorni. sì, ma anche peggio, guarda, io Anche faccio peggio. un lavoro a contatto con le persone spesso e devo dire che a volte io scrivendo il libro ho detto no, ho esagerato, forse qui questo No, non può non è esistere. Non è esagerato. vero, ci sono Non è. persone che si comportano in modo che supera diciamo, va oltre la realtà, va oltre come dire, sono personaggi ancora più sopra le righe rispetto a quello a Pietro Santini, ma nella vita reale. Sì, Quello sì. che preoccupa. È No, ma è preoccupante. vero perché anche a me è capitato il cliente che arriva proprio all'ultimo minuto e sta lì un quarto d'ora, dice mi scusi, ma io ho una casa, cioè quasi quasi tu lo vuoi impietosire, no? C'è una Sì, no, casa, no, devo preparare la cena, sia gentile. Ma ci proprio sono persone, ma guarda, io eh? in questi libri, in questi due libri soprattutto ho voluto puntare sul discorso dell'anziano, non perché i giovani non lo facciano, ma perché l'anziano è andato in pensione, non lavora, È c'ha quel vero. discorso di alcuni hanno quella cattiveria che sembra dei bambini, somiglia alla cattiveria dei bambini, sai, un po' cinico, ma cattivelli in quel senso lì, di dire guarda, tanto io c'ho tutto il tempo che vuoi, tanto non devo fare niente. È E quindi, vero, è però vero. non immagino che l'altra persona, chi ha un'attività commerciale e via dicendo, possa dire guarda, ma io devo tornare a casa. E È vero, è vero. non gliene può fregare niente, assolutamente. Quello è È il... vero. E come anche nella cassa, c'è una fila che non finisce più, quella con calma, Calma, tranquilla. A io lo volte, dico. guarda, vado io e gli dico, signora, le do una mano. Poi Sì, mi sì. fa perché gli Anche altri perché, sì, borbottano, no? guarda, è vero che oggi corriamo troppo, se via dicendo, però mi rendo conto che queste persone più che lo fanno, più perché non gliene frega assolutamente niente, cioè del prossimo che sta aspettando, di uno che ha un'altra cosa. E molto spesso sono persone, diciamo, anziane, molto spesso sono persone anziane che hanno l'idea di dire, ma tanto anche un alibi, io lo dico spesso, essere anziani è un alibi, perché sai com'è, al ragazzo gli dici, vabbè, ma guarda, giovane, tu devi fare all'anziano dici vabbè, ma guarda, è una persona anziana, lasciamo stare, non gli diciamo nulla, è un anziano, e quello se ne approfitta, capito che fa? Se ne approfitta, capito? Stanno alcuni che sono talmente cattivi che dici, "No, ma che mi fai? Non mi fai nulla." Come i Sì, bambini, sì. uguale ai bambini, insomma, Sì, quello è. sì, sì. No, ma è vero, è vero. No, ma guarda, eppure guarda, cerchi di aiutarla, quasi quasi si infastidiscono, perché Infastidisce. Sì, loro sì. devono stare lì. Sì, Ma poi sì, io dico il sabato sì, uno che è però in ti dico, pensione. non è per tutti, perché ci sono degli anziani che oggi sono velocissimi, usano il cellulare, fanno quello che devono fare, e sono certi che hanno il loro ritmo praticamente completamente fuori da ogni, dal mondo, però, capito, tu poi il mondo è bello perché è vario, ci sono anche queste persone e quindi devi cercare comunque di non arrabbiarti, insomma, quello è. È vero, è vero. Quali sono i generi letterari che ami, a parte questo? Sì, sì. Allora, io sono partito da ragazzino, proprio che quella è stata l'impronta che poi ha fatto quello che è, con il genere letterario umoristico, ma quello degli anni 60, 50, 60, fino ad arrivare a scrittori umoristici degli anni 70 e giù di lì. Però sono stato molto, diciamo, usando un termine onnivoro, nel senso che ho divorato un po' tutti i settori di tutto, diciamo, tutti i temi, un pochettino tutti i libri con varie tematiche, con diciamo un certo interesse per l'horror, mi è sempre piaciuto, e poi fino a scrittori un po' più importanti, grandi classici e via dicendo. Poi la mia cultura, diciamo, è quella dei libri è parallela a quella cinematografica,
nel senso che molto, infatti chi leggerà questi libri vedrà che c'è un ritmo cinematografico, non è un caso che tu hai detto verrebbe bene un film, perché io mi sono, a parte diciamo letto tanto, un po' di tutto, ok? Tanti generi diversi, ma poi mi sono letteralmente drogato di cinema, cioè dalle commedie italiane anni 60 ai film americani, ma anche a film un po' più commerciale e via dicendo, più impegnato ma anche più commerciale, proprio perché sto cercato di acquisire quelli che sono i meccanismi del cinema, che poi non sono quelli della scrittura, però la difficoltà è stata proprio creare un libro che sembra adatto, sembra che tu stia diciamo guardando un film. In realtà la difficoltà è quella proprio di adattare il ritmo, che è molto più lento rispetto a quello cinematografico, su carta, su un testo. Però lì sono riuscito, penso, di dare l'idea di un film. Quello è il discorso. Poi dal libro bisognerebbe ricavare una sceneggiatura, che è tutt'altra cosa. Però l'idea di un libro che per esempio scorre attraverso dei passaggi all'indietro nel tempo, ok? E quindi un qualcosa che va a un libro che va a scavare nel passato, come succede nei film, quindi dei flashback, diciamo, continui, come succede in un film, e dei passaggi, diciamo, che somigliano, aumenta il ritmo, proprio come succede in un'opera cinematografica, diciamo. Comunque penso che io sono anche un amante di teatro, che Sì. sarebbe bello anche in uno Non l'ho spettacolo nominato. teatrale con le sue battute speciali, guarda che farebbe divertire un Quello mondo. sarebbe ancora più adatto del cinema. Mi Beh, rendo conto che dei pezzi te li posso anche recitare se vuoi in pubblico. per carità, a me piacerebbe tantissimo. A me, guarda, io sono aperto a tutto, perché per me ogni cosa di questa è un dono, è un regalo grandissimo, perché nulla ci è dovuto. Adesso lo diciamo con molta, almeno per me, parlo per me, nulla mi è dovuto, nel senso che tutto quello che faccio e tutti i riconoscimenti e tutte le cose belle sono, diciamo, sono tutte gradite. Mi danno soddisfazione. Poi se il libro vende, non vende, il numero di copie, l'editoria e tutte queste cose qua, questo è tutto relativo. Però l'importante è avere qualcuno che apprezza come te, appunto, e magari fare una cosa del genere, che è bellissima. Beh, se ti ho presentato è perché credo nel tuo libro, Ma ovviamente. sicuramente. No, no, ma comunque è un tragicomico, perché da una parte dici Ma sai, è così è perché così, perché tu guarda, dici in fondo è la sua vita. Lui ha scelto, lui non voleva responsabilità e fino a lì lui mi non le sta voleva, bene, non si non era le voleva, e sposato. le responsabilità gli sono piombate addosso, E come quello è il spesso accade. problema. E quello è il problema, che Allora, quando meno te lo aspetti, perché fa Ah, ridere? Perché esatto, se fosse stato un comico, un puro comico, uno che ride, non avremmo avuto nessun, come dire, sarebbe stato meno divertente. La risata spesso nasce dalla tragedia. Quante volte ci è successo delle situazioni che ti guarda, avremmo dovuto soltanto piangere. Però poi ti capita quella cosa che dici, ma qui non c'è da ridere, ma ridi ancora di più perché c'è la tragedia davanti. Quindi la risata, l'umorismo tragicomico è un umorismo micidiale, perché tu ti trovi a un funerale, dico una cosa per dire, non dovresti ridere, ma ti capita una situazione tale per cui quello ti fa ridere, e fa più ridere la questione che tu non ti puoi esprimere, non ti puoi liberare in una risata, no? Però è un evento tragicomico, quando c'è di mezzo la morte o quando c'è di mezzo tante altre cose, insomma, di cui non si dovrebbe ridere. certo. E anche ritrovarsi con una responsabilità a 80 anni Sì, ti fa è riflettere. è Ti tanto, fa perché riflettere. se ti capita di, diciamo, responsabilità a 40 anni, a 50 anni, a 60 anni ancora, è tutto diverso. Sì. Ma a 70, 80 anni suonati cambia tutto, cambia un po' tutta la questione. Quindi abbiamo diciamo una persona che avrebbe potuto rifiutare tutta questa responsabilità. Non È lo fa, vero. e non lo fa, la cosa più importante, senza essere banali. L'amore non è mai banale.
Quindi quando si parla di amore non c'è mai banalità. Se uno lo ritiene banale è perché questa cosa non la senti, diciamo, ma l'amore è uno dei sentimenti più importanti e appunto Pietro non rinuncia, diciamo, cerca di cambiare a modo suo proprio per amore. È l'unica spinta che abbiamo, perché altre cose, un sentimento così, niente ti fa cambiare come l'amore, niente. L'amore in generale, per i figli, per un uomo, per una donna e via dicendo. Quindi Ho ammirato la sua onestà. sì. Poi lui Forse rimane, guarda Giovanna, rimane sempre se stesso, è coerente con se stesso. Questa è una cosa molto importante, perché non ho voluto creare un personaggio che dal nulla cambia, perché le persone non cambiano. Semmai Mettiamoci peggiorano, di solito peggiorano. da noi al sud si dice, se nasci, come da te penso, se nasci tondo non puoi morire quadrato, nel senso che se tu nasci in un certo modo, ma puoi cambiare l'atteggiamento verso gli altri pur rimanendo te stesso, coerente con te stesso, perché nessuno sarà, se no saremo altrimenti dei giocattoli, dei robot. Se uno è nato con una certa idea, la porta fino alla fine, però si può sempre migliorare, si può sempre guardare il mondo con un occhio diverso. È quello che farà Pietro, guarderà il mondo con gli occhi dell'amore. Attraverso questo filtro la vita ti cambia. Ti faccio un brevissimo esempio, lui praticamente viveva nell'estrema solitudine, quindi aveva imparato per esempio che il lavandino, il miscelatore dell'acqua faceva una goccia e quindi lui conosceva quello, il frigorifero, perché se vivi in estrema solitudine cominci a riconoscere i rumori addirittura. Ma quando comincia ad avere una famiglia, è quel chiasso che fa la famiglia, i ridolini del bambino che ride piuttosto che il rumore di forchette, diventano una cosa che a lui piace, a cui non vorrebbe rinunciare, non gli dà fastidio. Lui che viveva nel sacro, diciamo, silenzio, per forza di cose, insomma, nel sacro silenzio, lui poi comincia a affezionarsi a quei rumori familiari che gli sono sempre mancati e lui non lo sapeva. Questo è il discorso. Bellissimo. Ho visto che sono arrivate tante domande. Vogliamo provare a iniziare? Proviamo a rispondere a qualcuno. Vai. Sì, certo. Rinaldi, gentilmente. Adesso ci riprovo. Adesso per... Oh, sì. Allora, Donato Rinaldi ci chiede: Andrea, quanto c'è di autobiografico in Pietro Santini? Ci sono episodi del romanzo che nascono direttamente dalla tua esperienza personale? Sì, allora la faccio brevissima, questa sarebbe una domanda molto ampia, però non abbiamo tanto tempo, la faccio breve diciamo la risposta. Allora, come funziona? Giovanna lo sa, o per chi scrive, chi ci sta sentendo e scrive. Allora, noi siamo un filtro, ok? Noi abbiamo, io lo dico sempre, questa è una cosa che mi piace dirla, allora filtriamo attraverso le nostre esperienze, passano, io dico sempre, diciamo, dalla mente al cuore alla mano che scrive, quindi le pensiamo, il cuore, inteso i sentimenti, la parte, diciamo, la parte empatica, la parte, diciamo, sentimentale, fa da filtro di questa idea e poi arriva al computer, alla carta e via dicendo. Quindi è chiaro che c'è qualcosa che io ho osservato intorno. Non mi sono ispirato a vicende proprio strettamente che mi sono successe, anche se alcune cose effettivamente le ho sentite, piccole cose di famiglia e via dicendo, però quello è un insieme di migliaia di cose che mi sono capitate in tanti anni, filtrate attraverso dalla mente al cuore e al cervello, cioè praticamente dalla mente, il cuore e poi finalmente sulla tastiera, e quindi qualcosa resta attaccato. In questo passaggio di idea, qualcosa di te si attacca alle parole. Quindi alle parole si attaccano il tuo essere. Non c'è uno scrittore che scrive in maniera asettica, non c'è qualcosa di sé all'interno. Quindi sicuramente sì. L'ispirazione è naturale, è un insieme di tante persone che ho osservato, storie di famiglia, libri letti, film visti, teatro, come dicevamo,
un sunto, tutto insieme, lo concentri e poi qualcosa in te, e qui poi ci vuole non dico bravura perché sennò vado, ma ci vuole, diciamo, il senso di quello che fai, devi essere padrone diciamo, della tecnica anche, e quello lo metti sul testo, lo metti su carta e via dicendo. Quindi sì, effettivamente è così. Già. Sentiamo Saverio Donofrio cosa ci chiede. Saluti da Potenza. Il libro affronta anche il tema dell'autismo. Quanto lavoro di documentazione e di confronto con famiglie e realtà concrete c'è stato dietro la scrittura? Sì, c'è stato. Devo dire, questa è una bella domanda perché c'è stato un lavoro, diciamo, mi hanno aiutato poi paradossalmente i lettori del primo libro. Quelli che avevano il primo libro, alcuni purtroppo avevano delle situazioni di figli con l'autismo e via dicendo, a cui ho fatto delle domande specifiche e ho preso appunti. Perché se non vai proprio alla fonte da chi ha una problematica del genere, e poi io non volevo farne un documentario, io dovevo farne sempre un qualcosa con un risvolto tragicomico, però partendo da dati reali, il tipo di malattia, come si comporta un autistico e via dicendo. Quindi sì, c'è stata molta più documentazione, perché il primo libro è pura fantasia, con riferimenti reali, cioè, diciamo realistici, più che reali, realistici. Il secondo è più incentrato sul discorso anche dell'autismo del figlio, che nel primo libro viene appena accennato, e quindi sì, c'è bisogno, quello è un fattore importante, perché devi scrivere sempre di cose che sai. Io ho conosciuto persone che volevano scrivere un saggio storico senza saperne troppo, e quindi senza neanche forse la volontà di documentarsi. Ed è una cosa atroce, vai nel baratro, vai a finire, perché ci sono tanti poi più bravi che hanno studiato la materia e via dicendo. Quindi se io mi metto a scrivere un saggio storico devo studiare prima 3 anni, diciamo, quello che accade, cioè quello che storicamente sono le fonti, e poi quello. Non lo voglio fare, non lo so fare, e quindi però anche per un libro che non ha, diciamo, non è un saggio per intenderci, però c'è bisogno di studio, perlomeno per rendere il lavoro credibile, solo questo, per renderlo credibile. Perfetto. Stefano Amato ti scrive: buonasera. Il titolo Isole Felici incuriosisce molto. Cosa rappresentano queste isole? Luoghi reali, stati d'animo o momenti della vita? Guarda, Stefano Amato, te la faccio brevissima. Allora, ognuno di noi, come dicevo prima, ha un'isola. Ricercate, anzi, mettiamola così, facciamo un appello: ricercate la vostra isola, e nell'isola, metaforicamente parlando, non è necessariamente un posto, non è può anche esserlo, e anche nel lavoro. Ci sono persone che hanno raggiunto la propria isola felice lavorando, realizzandosi nel lavoro che avrebbero sempre voluto fare. Quindi tutti hanno diritto alla propria isola felice, cioè a lottare per trovare un posto, anche un lavoro, un qualcosa che ti fa stare bene, perché fin quando tu sei in vita devi sempre, fin quando sei anziani, bisogna sempre ricercare, diciamo, la bellezza per prima cosa, e ricercare poi qualcosa che ti fa stare bene, perché e quello è uno, penso, dei segreti della vita, è quello di cercare sempre un'isola felice che ti faccia sentire soprattutto te stesso. Moltissimi fingono di essere altre persone e vorrebbero vivere nella propria, tra virgolette, isola felice, ma non la trovano, perché spesso la cercano dove non serve. Che posso dire, sprecano soldi per fare per un viaggio incredibile, dicendo quello mi cambierà la vita, poi tornano e sono più soli di prima, perché non era quella l'isola che cercavano, era qualcosa che cercavano che sta dentro se stessi, che probabilmente avrebbero sprecato meno soldi, l'avrebbero trovato nell'amicizia di un vicino di casa. Ti dico una cosa, quello che è nell'amicizia con un bambino, sono la cosa più bella del mondo, no? I bambini
aiutare il prossimo, fare volontariato. Adesso non voglio fare troppo però per dire anche queste cose qua, no? E ti fanno sentire felice, ti fanno sentire arrivato all'isola felice. Quello è. Condivido il tuo parere. Alessandro Mancini ci chiede: nel romanzo convivono ironia e riflessione. È stato difficile trovare il giusto equilibrio tra leggerezza e temi profondi? Sì, è la cosa più complicata, perché allora se tu ti butti a scrivere un libro, diciamo, che posso dire, drammatico, prettamente drammatico, con poche tonalità ironiche, in realtà è paradossalmente più semplice, perché non devi miscelare le due cose. Il libro va in un certo modo, ti emoziona, ti fa piangere e via dicendo, però sai la strada che è quella lì. Quando invece tu devi miscelare due elementi che sono, diciamo, la tragedia, ma anche, come ti posso dire, il sentimento della vecchiaia, la morte, cioè la questione della vecchiaia, il sentimento, la morte, l'angoscia, insieme a subito dopo si ride. Però farlo insieme, queste due cose, cioè metterle, diciamo, insieme è molto complicato, perché devi sapere, come mi chiede appunto l'ascoltatore, è un qualcosa di difficile, perché se sei troppo ironico perde il senso diciamo, di un libro che ha un certo impegno. Se ti impegni troppo e poco ironico è più triste, e quindi è un qualcosa che non ha una connotazione precisa. Difficile appunto mantenere questo equilibrio tra diciamo l'ironia, la battuta divertente, ma subito dopo il pensiero, per esempio, alla morte, il pensiero alla vecchiaia, alla questione che lui ha, per esempio, ha 80 e passa anni e presto, e la vita è così, non si sa quando, ma non per molto tempo, potrà restare in quest'isola felice. È vero. Giacomo Tortorella ti chiede: nel romanzo convivono ironia e riflessione. È stato difficile trovare il giusto equilibrio tra Forse l'abbiamo già leggerezza fatto, forse è quella di... Rinaldi? Sì, Ah, ok. niente. No, non Non ci sono altre domande? ripetere. Allora, scusa. Sì, no, l'abbiamo già Raffaele fatto. Tinto. C'è un personaggio secondario a cui sei particolarmente affezionato e che magari i lettori tendono a sottovalutare? Sì, no, in realtà è successo il contrario. È successo che dei lettori hanno dato valore a dei personaggi a cui ho dato poca voce, ma proprio perché erano personaggi secondari. E alcuni hanno detto: quanto mi piace quel personaggio che è inserito lì. Io l'avevo dato 2 battute, proprio e è successo il contrario. E diciamo ce ne sono. Nel primo, dico uno per velocità, nel primo libro, per esempio, c'è un viaggio che fa Pietro Santini a Napoli quando era più giovane, però per divertirsi. Poi chi leggerà saprà di che cosa sto parlando. Un viaggio che fa a Napoli e scopre, lui non essendo, io gli ho dato una connotazione da centro Italia, diciamo, più che altro questo, e va al sud, va verso Napoli e si imbatte per la prima volta verso un modo di vivere, diciamo, tutto partenopeo, particolare. Sai, la napoletanità, io sono nato a Napoli, quindi so di che cosa parlo, napoletanità sana, di quello che è, e si imbatte in questo e rimane affascinato. E c'è un personaggio che è un parcheggiatore non autorizzato, diciamo abusivo, che lo vedi arrivare, scendere da un taxi e gli dice: ok, col fischietto gli dice: ti parcheggio l'auto. Lui dice: guarda, ma sei uno stupido, io non ho l'auto, sono sceso da un taxi. E lui dice: no, ti parcheggio l'auto, glielo dice, chiaramente sono i dialoghi in napoletano, alcune cose. E lui rimane stupito da questa persona che aveva, diciamo, vergogna, un po' si vergognava di chiedere la carità, ma per una questione di dignità vuole fare comunque il suo lavoro, e paradossalmente pure a uno che non ha la macchina lo parcheggia lo stesso. E quindi dice: guarda, io sono davanti a un alieno, è uno che sta avanti 10.000 anni rispetto a me, perché io una cosa di questo non me la sarei mai inventata, per esempio, pur di campare. Questo è un po' un cliché, diciamo quello che è,
però è un cliché, credimi, ne ho visti di cliché viventi io, proprio con le mani, con le gambe e con tutto, che vivevano, che camminavano, cliché viventi praticamente, e quindi è un po' uno stereotipo. Però per farti capire che lui rimane affascinato da una persona che sa adattarsi alla vita, non come lui, sa adattarsi alla vita anche in queste piccole cose, pur di portare a casa, diciamo, da vivere, però si adatta a una questione assurda, diciamo, surreale. Questo è. Perfetto. Posso leggerti? Allora, Tiziana Gentile, nel libro Sì. si parla molto della ricerca della felicità. Dopo aver scritto questa storia, la tua idea di felicità è cambiata rispetto a quando hai iniziato? Sì, bella domanda, ed è cambiata. Perché in pratica quando inizi a scrivere non hai idea di che felicità ti può dare. Allora, si è capito che la mia isola felice è scrivere, quindi questo mettiamo un punto, io ce l'ho, la mia, che è quella di scrivere. E a parte la famiglia, vabbè, ok, però è scrivere. Quindi poi quando cominci ad avere certi risultati, magari nel mio piccolo, per carità, dei risultati e delle soddisfazioni, diciamo, l'idea di felicità, capisci che quello ti dà felicità veramente, e quindi insegui sempre quello. E quindi la mia idea, prima davo valore a tante cose importantissime, per carità, dicevo la famiglia sta al primo posto e tutto quello che è, però so che io mi realizzo da tutti i punti di vista facendo quello che stiamo facendo noi adesso, diciamo, che è parlare di quello che ho scritto, e tutte le altre cose belle che ne vengono. E quindi sì, adesso la mia idea di felicità è anche essere riconosciuto per quello che ho fatto, quindi cambia. L'idea di felicità, è pur vero, devo dire che le isole non sono tutte uguali. A una certa età il senso di felicità te lo dà una cosa, quando cresci il senso di felicità è un altro. Quando sei bambino ti basta una paletta, la sabbia al mare, sai, scavi una buca, fai le cose e sei il bambino più felice del mondo. Quando c'hai 20 anni è un altro discorso, quando ne hai 30, 40, fino a 80, 90, quello che hai tu, un centenario, ha un senso della felicità diverso, che può essere stare bene gli ultimi anni della propria vita, non ammalarsi, avere ancora i figli accanto. Questo può essere il senso di un'isola felice. Nello stato attuale il mio senso di isola felice è quella di cercare il tempo che non ho, per esempio, per scrivere e finire l'altro libro. Io finché non lo finisco sto male, sto bene al momento in cui l'ho finito, ma vivo un parto, chi ha avuto i figli sa che io, chiaramente essendo un uomo no, ma sa che, diciamo, vivere quel travaglio, diciamo, è la parte più complicata. Il momento che è nato, dopo è diciamo, è tutto non in discesa, però è tutto più bello. Però chiaramente insomma ci si aspetta le cose, ma comunque è bello, diciamo, finire l'opera che avevi da tanto tempo nel cassetto. Perfetto, è arrivata un'altra domanda. Federico Arcuri, stai già pensando a un nuovo capitolo della sua storia o un progetto completamente diverso? Sì, Forse hai risposto prima, diversa. lo dicevo prima, un progetto completamente diverso, ma con più in là un capitolo nuovo finale. Bene. Questo. Benissimo. Ancora mi mandano quanto ecco, Gabri Gaio, quanto sull'autismo si parla? Si parla anche di Asperger, perché io ce l'ho. Che ne pensa? No, allora, io ho parlato di un autismo, credo si dica basso funzionamento, cioè un autismo quello più grave. Io so che gli spettri dell'autismo sono diversi, tra cui c'è anche l'Asperger. Ma l'autismo di cui parlo è un autismo di un ragazzino che ha gravi deficit anche dal punto di vista, diciamo, della parola, motori, quindi gravi. E quindi ho parlato di quello, quindi non so sinceramente di altro, non mi sono documentato, dico la verità, e ho parlato di un autismo di quello, diciamo, molto cognitivo, che prende molto, diciamo, a livello cognitivo, quindi è ben diverso, di quello più grave, diciamo, ecco. Perfetto. Senti, dove troviamo il tuo libro?
Allora, il Io mio l'ho già libro letto, però dove lo sì. troviamo? No, allora il mio libro intanto rifaccio vedere la copertina, eccolo qua. Ok. Il mio libro lo trovate principalmente sui principali store online, ma principalmente su Amazon. Tendo sempre a dire a un costo basso, con una decina di euro ve lo portate a casa cartaceo, e invece costa ancora di meno il discorso del ebook, il libro elettronico. E quindi principalmente su Amazon. Quindi questo per adesso è i principali store, diciamo, è in qualche libreria, ma piccola distribuzione locale, però lo trovate principalmente su Amazon, molto semplicemente, vi arriva a casa e con una decina di euro è un concentrato anche di divertimento, lo dico sempre, mai come in bello questi anni grosso. abbiamo bisogno di ridere. Mai come in questi momenti abbiamo bisogno di ridere, quindi se io riesco, anche una sola persona, un solo lettore che mi dice guarda, per un momento ho scordato diciamo la vita, quello che è, i pensieri e quello che è, attraverso il tuo libro ho fatto centro, non me ne importa se ce ne saranno altri 30.000 un giorno, ma ne basta uno che dice questo e basta, abbiamo finito, possiamo andare a casa, possiamo chiudere, perché in pratica il libro, cioè il ruolo dell'autore è proprio questo, di arrivare a più persone possibili, ma anche centrare il cuore delle persone. E quando l'hai centrato, gli hai dato sollievo, in caso di un libro divertente, e hai raggiunto il tuo obiettivo, al di là della popolarità, dei concorsi, delle fiere e di tutto quello che gira intorno a noi, un mercato difficile e tutto. È così. Perfetto. Guarda, è stata una bellissima discussione, mi è piaciuta. Spero che tutti ti abbiano ascoltato. Bisogna anche dire che hai venduto migliaia di copie, era troppo modesto il ragazzo. Sì, Dai, io speriamo col primo di... libro siamo arrivati Sì, oltre il migliaio di copie, sì. migliaia di Adesso copie, è un bravissimo. momento completamente diverso per chi si sta Vabbè, scontrando con però guarda un che grosso calo, vale, ma vale. ha avuto il suo apice e quindi ho avuto la mia soddisfazione su questo. Il secondo un po' di meno, ma è nato dopo. Vabbè, E ma ancora è chiaramente tempo, c'è tempo. c'è tempo. No, 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 i libri non invecchiano come altre cose. Lo puoi leggere anche dopo 10 Esatto. anni per la prima volta, non succede nulla, insomma. Esatto. Vabbè, Allora ringraziamo tutti, speriamo di rivederti ancora va bene. e alla prossima. Alla prossima. Ciao, ciao a tutti.